Il suo nome era Gianni Olivier e avrebbe compiuto 88 anni a luglio, ma per tutti era il maestro, testimone del Vaillant. Era perché ora non c'è più. E purtroppo la scomparsa del maestro Gianni è sicuramente una perdita importante, anche perché lui ha racchiuso la storia e soprattutto ha fatto tanta ricerca, ha recuperato i nomi di tutte le vittime, delle loro famiglie, ha fatto un grandissimo lavoro anche fotografico delle vecchie lapidi del cimitero di Fortonia. Devo dire che è un patrimonio inestimabile che però lui non ha tenuto per sé, ma ha donato alla comunità, e questo è sicuramente un altro dei suoi grandi valori. Olivier era la memoria storica della tragedia nella quale aveva perso 28 familiari, tra cui i genitori e il fratello, allora capitano della locale squadra di calcio, il cui corpo fu ritrovato solo mesi dopo. È stato maestro delle elementari, è stato il mio maestro dalla terza alla quinta elementare, quindi devo dire che da lui ho imparato tantissimo, ha cresciuto generazioni di giovani, è stato uno dei grandi protagonisti della ricostruzione di Longarone, della nostra comunità, anche dal punto di vista sociale. Poi ha creato il Circolo Fotografico Recalchi, ha dato un grandissimo contributo all'associazione Vaillant dei superstiti, e devo dire che la sua figura era un riferimento per tante persone.